Il video che stai per vedere è la registrazione dell'evento che si è tenuto lunedì sera, il 2 marzo. L'evento era riservato per coloro che si erano registrati all'evento, ma ho deciso in via del tutto esclusiva, solo per questa volta, perché era la prima live, di rendere pubblica e disponibile a tutti questa live, così anche chi non ha potuto vederla può rivedere la replica. Nelle prossime sarà buona la prima, solo chi sarà registrato potrà vedere la live e non ci saranno repliche. Niente, ti lascio quindi una buona visione e qui sotto, nel box delle informazioni, trovi tutte le info. Buona visione. Benvenuti amici di Matto Scacco. Fateci sapere se ci sentite forte e chiaro. È la nostra prima diretta di questo tipo, quindi speriamo di non avere problemi tecnici di nessun tipo. Ciao ragazzi, dateci dei feedback. Eccoli, sì, ci sentono forte e chiaro. Sentite anche Andrea? Buongiorno a tutti, o meglio buonasera a tutti ormai. Ok, eccoci qui. Ciao ragazzi, tutto bene? Stasera serata importante, questa è una masterclass gratuita intitolata I problemi di scacchi non funzionano. E qui con me questa sera doveva esserci in realtà il maestro Fide Simone Pozzari, ma il bello della diretta è che purtroppo le cose possono cambiare. Purtroppo Simone è stato poco bene e non è potuto essere qui con noi questa sera. Io ci sarei stato anche con 3 proiettili in corpo, ma ognuno di noi reagisce in modo diverso, ma forse vi è andata anche meglio perché abbiamo il grande maestro Andrea Stella che ci porterà tutta la sua esperienza in tema di tattiche. Bene ragazzi, allora vi spiego come funzionerà la serata, così avete anche voi un'idea, una panoramica. Adesso appunto faremo un'introduzione, poi partirà la masterclass tenuta dal grande maestro Andrea Stella, lasceremo anche uno spazio per le domande e per confrontarci, ma rimanete fino alla fine perché alla fine della masterclass e della sezione dedicata alle domande noi andremo a fare un giochino bellissimo che sarà ad estrazione. È praticamente la ruota della fortuna di Jerry Scott. Faremo una roba del genere dove il vincitore vincerà una borsa di studio dal valore di 400 euro. Attenzione, se la persona che verrà estratta non sarà presente qui nei commenti, si andrà ad estrarre un'altra e poi un'altra. Quindi rimanete per cortesia fino alla fine perché la borsa di studio verrà assegnata a chi rimarrà fino alla fine della live e risponderà. Andrea, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora siamo qui per parlare di calcolo, innanzitutto, e diciamo che è una cosa molto interessante che siamo in un mondo anche molto diverso rispetto a quando avevo imparato io il calcolo, no? Perché diciamo che ho già iniziato 20 anni fa, no? Se sembra un'eternità. 20 anni fa e non c'erano tutti questi programmi di chess.com. Ho iniziato sui libri, tantissimi libri, letture lunghissime, no? Ore e ore, dicevano come trovare il momento critico, molti fattori, le letture lunghissime che fanno bene, no? Però effettivamente se ci fossero stati dei videocorsi, no? All'epoca che ti spiegavano già come calcolare, sarebbe stato molto meglio. Oggi io consiglio ai miei allievi di fare esercizi sull'ICES e su chess.com, è utilissimo. Il problema è che non può essere l'unico lavoro, cioè può essere solo la base, l'inizio, perché il problema è che queste piattaforme ti fanno allenare su dei temi, ma i temi non sono completi, non ci sono tutti i temi tattici disponibili. Per esempio, avete mai sentito parlare della differenza tra l'attacco doppio e l'attacco simultaneo? Avete provato a fare esercizi sullo sgombero? Ci sono vari tipi di sgombero. Ci sono idee di sgombero di una linea solo ti offre il liceo, ma c'è anche lo sgombero di una casella. La deviazione, dice è la deviazione del difensore. E avete mai sentito parlare della deviazione dell'attaccante? Una cosa che se avete seguito il canale su YouTube magari conoscete,
Sapete la differenza tra attacco doppio e attacco simultaneo? Sapete? Perché su licensochess.com non si spiega dell'attacco simultaneo. Sapete che l'attacco di scoperta è un sottotipo, è un sottoinsieme dell'attacco simultaneo. Però noi conosciamo l'attacco di scoperta e non conosciamo l'attacco simultaneo. Quindi i temi sono incompleti. E poi c'è un problema, perché i temi vanno bene, e fare esercizi tematici va bene fino a un certo punto, ma poi in partita non sappiamo quando c'è da calcolare e non sappiamo cosa c'è da calcolare. Non sappiamo nemmeno le dimensioni di calcolo, perché nel calcolo ci sono due dimensioni, c'è la profondità, ma c'è anche l'ampiezza. Perché effettivamente anche a molti campioni del mondo, che si diceva per scherzo che non calcolavano molto bene perché erano posizionali, ma in realtà erano dei mostri nel calcolo, come Karpov, Petrosian, calcolavano benissimo, gli chiedevano quante mosse in avanti sai calcolare? E loro scherzosamente dicevano 2 mosse in avanti, una mossa in avanti più del mio avversario, cosa che non era vero, perché se serviva facevano calcoli profondi belli tosti. Ma c'è un fondo di verità, perché ci sono due dimensioni nel calcolo, c'è la profondità, ma c'è anche l'ampiezza. Perché a cosa mi serve calcolare con il paraocchi una variante lunga se magari ho la soluzione sotto il naso? E questo sarebbe il metodo delle candidate. Il metodo delle candidate, e mi sembra che Simone, che purtroppo non c'è oggi, nel suo corso parla dell'albero delle varianti. L'albero delle varianti introduce anche questa dimensione di profondità, perché l'albero ha dei rami, delle ramificazioni. Non dobbiamo essere come i cavalli, no? Che vanno avanti, a volte chi guida le carrozze con i cavalli gli mette il paraocchi, no? Solo perché non possono vedere di lato, noi dobbiamo vedere anche visione laterale, perché a volte non dobbiamo limitarci a cercare le cose più ovvie. E già che stiamo parlando del metodo delle candidate, del calcolo, c'è anche un'osservazione molto, molto interessante, perché il primo giocatore a parlare delle candidate è stato Koto, nel libro Pensa come un grande maestro. Non so se Christian vende questo libro. Ne ho parlato Mi sembra di aver recentemente sentito in Christian. In canale. realtà questo libro mi permetto di dire che è obsoleto. Perché è Sì. obsoleto? Per esempio, ecco, anche questa è una cosa importante. Ho alcuni allievi che mi hanno detto mi alleno con questo libro, ma è obsoleto. Perché Koto in che epoca viveva? Viveva in un'epoca dove le partite duravano tantissimo, 3 o 4 ore a testa. Si andava in busta, si sospendeva la partita e si analizzava, magari anche un'intera giornata, con degli amici, si sospendeva la partita ed era lecito, c'erano gli allenatori che analizzavano con te la posizione e si potevano calcolare cose meravigliose. Adesso mi sembra che la FIDE ha detto che le partite a tempo lungo saranno anche di 45 minuti. Come fai ad applicare il metodo delle candidate di Koto? C'è anche un altro problema. Ci sono altri aspetti. Come fai a fare le candidate se non è ancora analizzato? Come fai ad andare a intuito? Perché il tuo intuito, soprattutto all'inizio, non è infallibile. E quindi, secondo me, Kotov diceva, in ogni posizione fai 6 o 7 candidate, non calcolare mai la stessa linea, non ripeterla mai, questo è il metodo classico. In realtà adesso c'è anche il calcolo per tentativi. Noi proviamo un'idea, a volte non funziona e proprio per quel dettaglio lì che non funziona, noi proviamo a cercare delle candidate volte a farla funzionare. E a volte un segreto, che dico sempre, mi arriva essere una cosa importante, quando una variante che ti piace, forse l'ho detto anche su YouTube, quando una variante che ti piace sembra non funzionare per poco, prima di scartarla definitivamente prova a cambiare l'ordine di mosse. E a volte funziona, cambiando l'ordine di mosse. E vuol dire che se tu hai calcolato già tutte le idee vincenti e devi ricombinarle, vuol dire che hai già tutti gli ingredienti della ricetta, solo che la devi rimodellare. E quindi il calcolo è davvero un magico mondo e sicuramente avere un videocorso fatto da qualcuno che ha l'esperienza di Simone, che è stato campione italiano under 20, anche lui mi sembra un grande giocatore,
senza dubbio molto utile, e magari in poche ore, magari ascoltando il tablet con le cuffie, no, magari anche coricato sul letto, uno può imparare magari quello che ho dovuto imparare a scacchiera, i libri che non è male, no? È un metodo alternativo, un metodo più lungo. Intanto siamo a più di 200 persone live, che è veramente tantissimo. Grazie ragazzi, mi raccomando, rimanete fino alla fine perché ci sarà l'assegnazione della borsa di studio. E intanto volevo fare una domanda a chi ci sta seguendo, visto che dalla mia esperienza anche i vari studenti dell'Accademia spesso si allenano su questi siti chess.com per fare le tattiche, dicono: Cristian, sono arrivato a 2500 di tattica, sono arrivato a 2008, sto sfondando il muro dei 3000, ma poi in partita magari hanno 1200 punti. Voi che punteggio avete nei problemi su chess.com? Scrivetelo qui sotto, così vediamo un pochettino perché c'è questa disparità nel avere tanti punti nei problemi di scacchi e poi in partita magari non riuscire a vedere con la stessa facilità quegli stessi schemi che vengono presentati. Io poi, Andrea, penso, dimmi tu come la vedi, che i problemi che ci sono su chess.com sono problemi piuttosto banali, no? Dove c'è sempre tutto parte per forza da una cattura o da uno scacco, mentre magari su altre piattaforme, già come c'è tempo che io... per esempio non c'è il calcolo posizionale, non c'è un calcolo dove magari tu nel calcolo, ma magari anche l'obiettivo del calcolo, perché l'obiettivo del calcolo potrebbe essere anche semplicemente provare a guadagnare un pedone o guadagnare la coppia degli alfieri. L'obiettivo del calcolo può essere posizionale, ottenere un vantaggio minimo, lì sono solo esercizi dove devi vincere. Esatto, Addirittura esatto. non ci sono quasi esercizi difensivi. Esatto, Ma non guarda sono che ti... nemmeno per ridurre il tuo svantaggio, per andare in chiaro vantaggio. Quanti bei punteggi, 2000, sopra i 2000, cioè questi sono punteggi assolutamente rispettabili, no? Dei problemi, però poi a volte poi quando andiamo ad analizzare col motore quelle stesse partite c'è sempre, almeno per quanto mi riguarda, c'è sempre una mossa col punto di domanda perché c'era un'occasione mancata dove c'era un colpo tattico che poi a rivederlo a mente fredda, ovviamente stiamo parlando di partite online, sicuramente in una partita a tavolino l'avremmo vista, ma online, quando c'è bisogno di una certa reattività, non l'abbiamo vista. Quindi questa sera Andrea ci spiega come poter avere quella lucidità, come riuscire a trovare le mosse anche in partita, perché diciamo il problema è sempre lo stesso, che in quei problemi di tattica noi sappiamo che c'è una tattica, quindi anche per esclusione, adesso vedo tutte le caselle dove si muove la regina, vedo tutte le caselle dove si muove il cavallo, prima o poi la soluzione la troviamo, ma in partita ovviamente dove non possiamo toccare i pezzi col mouse, siamo lì concentrati ed è tutto nella nostra mente, dobbiamo assolutamente trovare queste mosse. Quindi ragazzi, io direi di partire ufficialmente con la serata. Andrea ha preparato delle posizioni, poi ci sarà appunto anche lo spazio alle domande alla fine di ogni posizione se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. E quindi Andrea, ti lascio la parola, o meglio la condivisione. Se vuoi condividere una posizione, noi siamo qui prontissimi a seguirti. Perfetto. Allora, iniziamo con un piccolo riscaldamento. Infatti, iniziamo da questa è una collezione di esercizi che ho creato, che ho chiamato riscaldamento proprio. Questo è Vedete una tutti, scusa Andrea, vedete tutti la scacchiera, vero? Sì, credo che non ci sia un problema, però nel dubbio chiediamo prima che parliamo da soli. Credo che funzioni tutto perfettamente. Scusa se ti ho interrotto. Ok, Max dice sì, quindi a posto. Scusa Andrea. Questo è un riscaldamento, questo è un esercizio tipo Lichess o tipo chess.com. Chi mi trova la soluzione qui? Qualcuno nei commenti sa scrivere la soluzione in cui il bianco muove e vince? Vediamo se qualcuno percepisce l'idea del bianco. Qual è l'idea? Carinissima questa, sai che al primo occhio così non... Se ho iniziato dalla cosa più facile della tattica, quali sono gli esercizi che si fanno all'inizio? Si L'ho cerca vista, sempre il adesso l'ho bersaglio vista. grosso. E qua
il bersaglio rosso e il re nero che è scoperto. C'è una combinazione di matto, molto bene, qualcuno ha già detto la mossa corretta. Voglio solo, per chi magari chi è esperto magari deve solo aspettare 2 secondi, e che per chi è meno esperto gli spiego questo metodo. Noi mentalmente possiamo visualizzare le caselle cui il suo re ha accesso e cui non ha accesso. Coloriamole di un colore. In giallo non ha accesso. Beh, in quelle dove c'è un pezzo nero non faccio colori, no? Perché è ovvio che non può andarci. Il re nero ha accesso alla casella di 8, F6 e A7. Cioè, noi per dare matto dobbiamo controllare le caselle dove il re può muoversi, più la sua stessa casella. Qual è la forma? Una diagonale. Questo potrebbe indicare, non indica, ma potrebbe indicare che l'attacco può avvenire lungo una diagonale, e quindi qua possiamo iniziare a vedere mosse candidate che attaccano il re sulle case nere. E la mossa candidata che mi è stata detta è alfiere G5, che vince. Alfiere G5, 2 punti esclamativi. Per poi fare i fighi possiamo anche fare donna G5. Cioè, va bene. Allora, passiamo alla seconda posizione. La seconda posizione, ok, questa posizione muove il bianco. Adesso vediamo il tatticismo più diffuso. Qual è il tatticismo più diffuso a scacchi? Qual è il tatticismo più diffuso? Qualcuno, voglio che si dica la mossa e il tipo di tatticismo che c'è in questa posizione, se possibile. Vediamo chi è il primo ad avere un'idea. Qual è? Attacco doppio, dicono dalla chat. L'attacco doppio, molto bene. Ok. Molto bene. Se qualcuno ha l'ICS preimpostato in inglese, attacco doppio viene chiamato fork, il che è fuorviante. Fork, una forchetta, è un attacco doppio di un pedone. Molti allievi a volte, perché magari l'ICS l'hanno preimpostato in inglese, vedono fork, pensano che è solo sulle forchette, invece è l'attacco doppio, ma non so perché purtroppo le piattaforme a volte sbagliano, no? Hanno una mole di dati, così tante cose da fare che a volte sbagliano. E questo tipo di esercizio lo potete allenare sull'ICS. L'attacco molto bene, l'avete visto qua? Mi ricordo che da piccolo mi avevano detto una sigla. Com'era? PSC, i pezzi sospesi cadono. L'attacco doppio ci sono gli elementi. L'attacco doppio può essere contro 2 pezzi sospesi, contro il re un pezzo sospeso, contro un pezzo sospeso una casella di matto. In questo caso ci sono 2 pezzi sospesi qua. Qual è la definizione di pezzo sospeso, Andrea? Pezzo indifeso. Da Anche nessuno. se qua pezzo sospeso, pezzo indifeso, non lo so, pezzi è uguale. E anche se questo è un po' più avanzato, è una cosa più avanzata in realtà, ma non stiamo qua solo per dire che ci sono, cioè nella teorizzazione del calcolo ci sarebbero un'infinità di cose da dire, no? Che in realtà dovremmo stare qua altre 100 ore per parlare del calcolo, ma in realtà il pezzo indifeso, cioè non bisognerebbe parlare di pezzi indifesi né di pezzi sospesi, bisognerebbe parlare di pezzi attaccati e difesi lo stesso numero di volte. Perché se un pezzo è attaccato una volta e difeso una volta, viene attaccato una volta in più. I pezzi indifesi sono pezzi attaccati e difesi 0 volte, che è un caso particolare di pezzi attaccati e difesi lo stesso numero di volte, solo che per non complicare troppo le cose non ci addentriamo adesso su questa cosa qua. Adesso tolgo un attimo, cambio un attimo adesso serie di esercizi, e voglio farvi vedere adesso una posizione dove a volte bisogna utilizzare anche più temi. Allora, vediamo se sta condividendo. Intanto devo dire che Andrea rispondono dalla chat, rispondono alla grande, e ok, magari questo è un punto, era un di riscaldamento, però l'hanno visto alla grande. Sono stati bravissimi. E ok, in questa posizione
Ecco, un'altra cosa, a volte ci sono dei temi, cioè a volte uno non sa quando deve calcolare, a volte uno lo sa, è che a volte la tattica è nell'aria. Per esempio qua c'è nell'aria della tattica, no? Perché c'è il cavallo in C4 in presa, ma c'è anche il cavallo in E1 in presa. Ok, in questa posizione muove il bianco. Cosa facciamo? Idee. Vorrei la mossa e vorrei il tema. Vediamo, secondo me chi ha seguito i video su Matto Scacco può essere anche più avvantaggiato. E secondo me, allora, ho sentito che se si mangia in un secondo, con un secondo si mangerebbe il cavallo. Sì, è possibile prendere il cavallo, però il nero anche lui cattura il nostro cavallo con parità. Quindi va bene prendere il cavallo, ma qualcuno sta dicendo la mossa giusta. Qual è la mossa giusta? Molto bene. A volte i temi tattici sono temi composti. 2 punti esclamativi, B4. Attacchiamo l'alfiere. E questo è un attacco simultaneo. 2 pezzi diversi attaccano 2 pezzi diversi. Nell'attacco doppio, come prima che la donna attaccava torre alfiere, uno stesso pezzo attacca 2 pezzi diversi in attacco simultaneo. E in realtà qua non è solo attacco simultaneo più attrazione. In questa Bello. posizione il nero, perché anche qua il problema è che l'ICS.com, le piattaforme, vi dicono un tema per l'esercizio, ma in realtà c'è un tema preponderante e poi ci sono vari temi. Cioè è soggettiva a volte anche la classificazione di un esercizio per temi. E poi addirittura a volte, questa è un'altra cosa che non vi dicono le piattaforme di chess.com, che ci sono dei metodi diretti, dei metodi di supporto. Attacco doppio, attacco simultaneo, un metodo diretto, attrazione, un metodo di supporto, perché l'attrazione da sola non funziona. L'attrazione per cosa? Per realizzare un altro tema tattico diretto. Quindi queste cose non le dicono le piattaforme. Comunque qua il tema principale è preponderante, principale, l'attacco simultaneo, e dopo alfiere per D4, cavallo C2, abbiamo fatto l'attrazione, ora l'attacco simultaneo, dove non è uno stesso pezzo che ne attacca 2, ma 2 pezzi diversi attaccano 2 obiettivi diversi. Quindi spero che sia stata chiara, no? Questa continuazione. Va bene, allora adesso che abbiamo visto alcuni temi che ci sono anche sulle piattaforme, alcuni temi che per esempio non ci sono, come l'attacco simultaneo, iniziamo a parlare di mosse candidate e anche di alberi di varianti. Perfetto. Vedo che qualcuno ha qualche dubbio su alcune posizioni. Ok, no, comunque penso che si era capito dall'ultima posizione mostrata che alla fine poi il bianco Guadagniamo. per forza di cose guadagnava un pezzo, no? Perché purtroppo si può muovere un solo pezzo alla volta e non c'erano modi per il nero di difendere tutti e due. Quindi sì, Andrea, attacco simultaneo. Allora, Questo è a volte sappiamo che ci sono delle tattiche, la tattica è nell'aria, perché per esempio ci sono vari pezzi in presa, ma a volte dobbiamo trovare la candidata migliore. Iniziamo da questo esercizio che è piuttosto difficile. Anch'io mi ero cimentato con questa posizione, ci ho messo del tempo per risolverlo, quindi io ci ho messo più di 10 o 15 minuti, quindi se qualcuno in 20 secondi mi dice la soluzione fa molto meglio di me. E qualcuno ha delle idee in questa posizione, proposte per il bianco? Vediamo chi mi supera nella soluzione di questo problema. Avrei potuto non dirlo, no? Anch'io mi sono cimentato questo problema, avrei potuto dire che l'ho risolto in 10 secondi. Invece adesso non mi ricordo quanto, non mi ricordo se 5 o 10 minuti, ma... Ok, quindi dopo ci mostrerai Andrea come si ragiona qui per trovare le candidate, giusto? Posso ripercorrere il mio stesso processo di pensiero. Ho sentito un cavallo C4, molto bene. Ho sentito un donna per A8. Ho sentito cavallo di 7, va bene. Torre C1. Va bene. Ok. Vi spiego il mio processo di pensiero. Allora, la minaccia più importante è la minaccia contro la torre. Io ho il cavallo in presa.
Allora, ovviamente, cioè, posso provare a pensare di muovere il cavallo, ma la prima candidata a cui devo pensare è catturare in A8. Questa è la prima candidata a cui devo pensare. Cosa succede se prendo in A8? Adesso uno dovrebbe pensarci mentalmente, ma io eseguo la variante per facilitare, va bene, la risoluzione, perché quello che mi interessa non è tanto che sappiate risolvere questa posizione, è il processo di pensiero. Quindi vi faccio vedere le mosse. Prima cosa che penso, guadagno la torre. Adesso il nero prende il cavallo, abbiamo preso 5, abbiamo perso 3, abbiamo guadagnato la qualità, avremo un vantaggio di materiale decisivo, ma c'è un problema, che il nero ha una doppia minaccia, sta minacciando l'alfiere, prenderebbe il secondo pezzo leggero per la torre, lì starebbe meglio il nero, e se spostiamo l'alfiere o se mangiamo il pedone, il nero fa cavallo C6, la donna intrappolata e cade, e quindi la tattica si ritorce contro di noi. Potevamo spostare la donna, ma allora ci cade il secondo pezzo leggero. Stiamo peggio perché abbiamo preso una torre, ma abbiamo perso 2 pezzi leggeri, allora non è valso la pena di prendere la torre. E quindi uno pensa: cosa faccio? Tolgo il cavallo in presa, ma questo cavallo è fortissimo, se lo tolgo il nero cambia in C4, il nero gioca donna C6, e giocando il nero donna C6 non ho più la minaccia contro la torre e non vinco. Cosa faccio? Sposto l'alfiere? Perché se sposto l'alfiere non l'avrò più in presa quando mi prende in E5, ma il problema è che se sposto l'alfiere mi prende in E5 subito, un pezzo in meno, e se prendo la torre di nuovo mi fa cavallo C6. E allora non ho una via d'uscita, cioè io capisco che in questo momento lui mi minaccia il cavallo, se non mi minacciasse il cavallo vincerei perché catturerei la torre, e il problema è che se catturo la torre mi prende il cavallo, ma io non voglio spostare il cavallo, perché il cavallo domina, perché il cavallo gli toglie la casa in C6, se il suo cavallo si sposta gli do un doppio, ma quindi il problema è che è impossibile apparentemente trovare un modo per non spostare il cavallo da lì. Ma è davvero impossibile? Non ho davvero mosse per evitare che mi cattura il cavallo? Oppure ho un metodo estremo? Allora la candidata calcolo laterale, visione laterale. Ora mi guardo intorno, non solo avanti, 2 punti esclamativi, alfiere G5. Il cavallo era in presa e metto in presa anche l'alfiere. Cosa succede? Ho evitato F per E5. Se mi prendi in E5, catturo in E7. È stato un cambio, ma ora sto attaccando letteralmente tutto. Cioè sto attaccando 2 qualità. È finita. Minimo guadagno una qualità e vari pedoni, perché se sposta la torre non so, allora, anche se prendo 2 pedoni avrei un vantaggio per vincere, ma posso anche prendere la qualità, perché ora con la torre in E8 non ha più cavallo C6, e se prende, non so, la qualità in più, poi si vincerà. Cioè, quindi su alfiere G5, su F per E5 perde. Se prende l'alfiere perde, perché ha preso solo un pezzo per la qualità e non mi può intrappolare la donna perché il mio cavallo è rimasto in E5. Se muove la torre in presa, gliela mangio su tutto, non ha C6. Se muove il cavallo do il doppio e vinco, perché poi non so, mangio qui e ora avrò la qualità in più, ma ora ho la torre in più, quindi non può prendermi sia l'alfiere, cioè si fa una mossa alla volta, quindi o mi prende l'alfiere e il cavallo se ne va, o mi prende il cavallo e l'alfiere se ne va. E magari prendo prima un pedoncino, no? Poi sposto l'alfiere. Pazzesco. L'ho fatto vedere oggi, si vince in tutte le varianti. Allora, adesso faccio una domanda. La profondità di calcolo è elevata? È un calcolo profondo? No. In avanti, a partire da questa posizione, devo calcolare solo 2 o 3 mosse. È un calcolo ampio. Quindi queste questioni di metodo non le spiegano, cioè è più importante, cioè queste cose e poi ci sono moltissime altre cose di metodo, a parte le candidate. Moltissime altre. Per esempio, altre cose di metodo possono essere il metodo del confronto, il metodo dell'esclusione. Sono tantissime cose. Sono anche tantissime cose che vorrei dire, ma che purtroppo oggi non ci sarà tempo. Alcune cose sono, per esempio,
i 4 tipi di errori di calcolo che esistono. Sono 4 tipi di errori di procedimento. L'errore di profondità, l'errore di ampiezza. Non vedere alfiere G5 sarebbe un errore di ampiezza, perché se mancate questa opportunità vincente è un errore di ampiezza. Poi c'è l'errore di visualizzazione, che è vedere sbagliare proprio nel calcolo, perché è un po' come giocare alla cieca, no? Che calcolare in avanti o calcolare 3 o 4 mosse e vedi i pezzi in posizioni diverse. Poi c'è l'errore di valutazione. Anche l'errore di valutazione è valutare male la posizione risultante. Per esempio, se io non so che, per esempio, se io prendo la torre, lui mi prende il cavallo, torno indietro, e mi prende il pedone, quel bianco sta peggio. Ma se io credo, cioè se io calcolo fin qui, ma credo che la torre sia meglio di 2 pezzi leggeri in medio gioco, è un errore di valutazione. E quindi sono questi i 4 errori possibili. Io potrei anche pensare che la torre sia meglio di 2 pezzi leggeri, ma non è vero, qui sta meglio il nero. E il problema è che su chess.com, sulle piattaforme, sempre il bianco muove e vince, è molto palese, c'è una differenza, nel senso di che se va tutto bene vinco subito, se sbaglio quella mossa riperdo, no? Quindi queste sottigliezze, queste sfumature non si possono vedere. Va bene, adesso facciamo... c'è tempo ancora per un ultimo esercizio, Sì, forse? assolutamente sì, assolutamente. Intanto ragazzi, come sta andando? Cosa ne pensate di queste idee? Poi ovviamente ci vorrebbero 40 serate per approfondire tutte queste cose, ma come potete vedere dietro a questi temi tattici c'è veramente tanta conoscenza. Allora, prendiamo... Andrea, Gabriele diceva il tema tattico da studiare di questo qui di Alfiere G5 aveva un nome particolare, eh? In questo caso no, per esempio, in questo caso è molto complesso, perché si bloccava il pedone F6, è un'inchiodatura, è un'inchiodatura, è un'inchiodatura, è un'inchiodatura del pedone F6 dove te prendi le 5 pezzi, è un'inchiodatura relativa. Che non è la solita Solo che inchiodatura l'applicazione è alfiere, molto peculiare. non è la solita alfiere G4 sul cavallo. Sì, non è, esatto, provate a cercare esercizi così facendo l'inchiodatura, ma come dicevo io, a volte la classificazione è anche personale. Allora, prendiamo quest'ultimo esercizio. Va bene. Ok. Oh. Questa è la posizione. Il nero muove e vince. Voglio vedere adesso chi ha idee qui. Come fai? Perché, allora, la cosa bella, anche qua penso che mi ci è voluto del tempo per risolverlo. Questo è un esercizio che ho fatto io e penso che ci avevo messo 2 o 3 minuti almeno, quindi se qualcuno in 10 secondi mi trova la soluzione lo fa molto meglio di me. Allora, in questa posizione, innanzitutto, allora non so se qualcuno vuole avere l'opportunità di rispondere o se inizio a parlare. Michele dice, ma in una mossa si risolve? Questo è il problema, che molti me lo chiedono, ma in partita c'è questa cosa di in una mossa è un po' da dimenticare, perché qualcuno mi sta dicendo donna per F2, interessantissimo. Donna per F2, donna per C7, no. Qualcuno mi sta dicendo donna per F2, qualcuno sta dicendo alfiere G2. Allora, donna per F2 è un sacrificio molto creativo, ma catturano la donna, e cosa volevate fare? E cosa volevate fare qui? Era bella? Cosa facciamo ora che abbiamo sacrificato la donna? E tutti mi stanno dicendo donna F2, donna per F2, ma ora cosa facciamo? E ormai, avendo visto quel bellissimo sacrificio d'Alfiere, ormai si aspettavano anche qui. Mimmo dice torre 2 dopo. Donna per F2, re per F2, ma su torre 2 ci fanno re per F3. È finita. È finita. È finita. Però era un'idea molto bella. È che abbiamo tutti i pezzi, abbiamo un pezzo in meno, abbiamo tutti i pezzi che puntano sul suo re. E è un sacrificio molto interessante. E su donna per C2 l'altro cavallo cattura la donna. Adesso, allora qua abbiamo un pezzo in meno. Su alfiere G2 ci possono ignorare. Vi spiego quest'ultima posizione. Ecco, questo
Sono molto contento che qualcuno aveva visto donna per F2, perché questo è un calcolo per tentativi, perché è un'idea grandiosa, ma non funziona per un dettaglio. E con il metodo di Kotov, il metodo puro delle candidate, non si potrebbe mai trovare subito la mossa corretta, almeno per i comuni mortali. Qua vediamo la mossa silenziosa, la mossa preparatoria, diciamo la quiete che precede la tempesta. Quindi donna per F2 è un'idea grandiosa, ma potrebbe essere una minaccia imparabile e la dobbiamo preparare, perché in quella posizione lì, purtroppo re per F3, ma se avessimo un supporto nella casella in C4 sarebbe matto, e quindi calcolo per tentativi, mossa silenziosa, mossa calma, H5, Bellissima. 2 punti esclamativi. Dopo H5 il bianco può gettare la spugna, il bianco può abbandonare. Cosa vuol dire? Che contro quasi qualunque mossa che faccia il bianco, a parte se fa tipo, non so, donna B8, no? Che mi inchioda la torre, non può più, allora mangio la donna, diciamo, il materiale, ma se fa una mossa qualunque, tipo questa, o tipo si attiva il cavallo, donna per F2, utilizziamo l'idea di prima. Torre 2 su re G1, F2, che probabilmente questo calcolo lo avete calcolato quando volete fare donna per F2 prima, e su re per F3 alfiere G4. Matto, senza questo metodo per tentativi sarebbe stato impensabile arrivare qui. Il bianco non si sa, su torre 1 catturiamo e vinciamo. È tutto finito. H5. Quindi secondo me questo H5 che rende imparabile donna per F2 rende bene l'idea della rilavorazione moderna, no? del pensiero di Cotto. Scusa Andrea, vorrei aver visto una cavolata. Prova a continuare la continuazione, volevo arrivare a un punto. Si fa la continuazione del È questa bianco. qui, donna F2, re che viene No, ora tocca al stremato. bianco. Ah, chiedo scusa, No, 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 mi sono dimenticato che no, bisogna fare no, un'altra mossa, bisogna fare anche figurati. alfiere H6. Eccolo, 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 infatti. Sì, 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 chiedo scusa. son 2 le mosse Era ancora più preparatorie. complessa. Okay, C'è un'altra okay. mossa ancora per il Eccolo, matto. eccolo, 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 Mi sono eccolo. dimenticato. Va bene, grazie Bella, per la bellissima. correzione. No, no, ma Grazie. figurati, Sì, non no, e questo era un esercizio che ho fatto io e gliel'avevo calcolato, ci ho messo almeno 3 minuti. eh beh, Se ci ho messo neanche 3 minuti, imparata. se ci ho messo 3 minuti vuol dire che non l'avrei trovato forse in una partita blitz, no? Perché sull'ICE si gioca 3 minuti e ci ho messo più del tempo di tutta una partita per trovare una mossa. Non l'avrei potuto trovare. Comunque sì, alfiere H6. Grazie per la precisione e grazie per la Figurati. precisazione. H5, sì, Andrea, ancora qui più difficile. ci sono, scusami, ti faccio una domanda, magari, parlo Scusami, su anche a nome. questa è la stessa cosa, no? Su questa così, alfiere H6. Certo. Dalla posizione di partenza, qui, il tuo intuito da grande maestro ti dice già, prima di fare H5, A che volte c'è il una metodo a possibilità di volte c'è il match. metodo allora innanzitutto questo non è una mia questo non è una mia partita. Questo era un esercizio, ma senza tema, e ovviamente cioè ovviamente io non sapevo se era un esercizio sulla mossa difensiva, ma avevo già fatto tanti esercizi sulla mossa difensiva, ho già visto molte, cioè sulla mossa silenziosa, sulla minaccia imparabile, e poi già ho anche praticato molto la teoria delle mosse candidate, no? Di riprovare e riprovare, di provare a far funzionare l'idea, di cambiare l'ordine di mosse. In questo caso non è un cambiamento dell'ordine di mosse, è una mossa silenziosa che perfeziona l'idea. E quindi diciamo che qua c'era, diciamo, un allenamento procedurale che avevo fatto prima, che mi ha aiutato a trovare questa soluzione, che se no non l'avrei mai trovata. E se fossi stato in una partita, allora mi piacerebbe dire che l'avrei trovata, in realtà non si sa mai cioè, in realtà nessuno può dire che l'avrebbe trovata se non è stato in quella situazione lì, no? Sarebbe una menzogna, nessuno lo può dire. Uno cosa ne sa con lo stress della partita? Magari sì, magari una cosa interessante avrebbe potuto essere il metodo dell'esclusione, perché un pezzo in meno, se non cerco un attacco da matto cosa faccio? Magari cerco donna per F2, vedo che è bellissima, magari vedo che
su donna, vedo che su donna per F2 subito, quadro matto, come dice qualcuno, mette questa, e allora provo a farla funzionare. Quindi H5 vince. Quindi l'avrei vista possibile, probabile, credo, ma non è sicuro, ma sicuramente aver fatto e fare costantemente esercizi di questo tipo, ma non solo, perché alla fine l'esercizio ti aiuta solo a risolvere quell'esercizio lì e capire il metodo, estrapolare le conseguenze, estrapolare, diciamo, il metodo di calcolo, avere una guida, un maestro, un corso, o un libro, o appunto un videocorso, che è come quello di Simone, che parla anche dell'albero delle varianti, è molto molto interessante per migliorare il proprio calcolo e aumentare significativamente la possibilità di trovare queste combinazioni nelle proprie partite. Andrea, qui intanto ci fanno delle domande. Simone dice, e diciamo che ci sono degli indicatori che fanno capire che c'è una tattica, poi magari non Sì, abbiamo ci la sono vari certezza. indicatori, pezzi indifesi, re deboli, ho detto nell'attacco doppio, no, i pezzi sospesi, poi il re, no, che è quasi praticamente accerchiato, no? Ci sono Ok, tanti pezzi, a volte ci sono accettato. attacchi alla GX, pezzi sulla stessa linea, pezzi che sono a portata di attacco doppio, no? Sono gli indicatori di pericoli, pezzi sovraccarichi, no? Pezzi che, no, i pezzi sospesi erano i pezzi indifesi, i pezzi attaccati difesi lo stesso numero di volte, i pezzi sovraccarichi, i pezzi che stanno difendendo troppe cose, no? Che si possono deviare, che compiono un elevato numero di funzioni. Cioè, ovviamente ci sono tantissimi indicatori, sì, ci sono gli indicatori, il problema è che sono tantissimi, cioè non c'è nemmeno un elenco esaustivo, cioè si potrebbero, e nemmeno i temi, anche i temi, secondo me, i temi tattici, i temi geometrici non sono nemmeno un numero chiuso, secondo me se ne potrebbero teorizzare di nuovi, perché alla fine sono tutte teorie, sono tutte cose soggettive che ci aiutano a trovare le mosse, cioè alla fine è solo la mossa, no? O la trovi o non la trovi, questi sono tutti i metodi che noi dobbiamo implementare per trovarle. Quindi indicatori ce ne sono vari tipi, in questo caso l'indicatore è che il re bianco è totalmente accerchiato e dobbiamo cercare qualcosa, anche se è molto nascosta qua la mossa, e quindi cioè, questo è già un esercizio molto difficile, no? Ci sono indicatori a volte più facili, dicevo, pezzi sospesi, pezzi sovraccarichi, attacchi a raggi X, pezzi incolonnati sulle stesse linee, colonne traverso diagonali, ce ne sono vari, perché si potrebbe parlare anche di raggi X, no, ma lì davvero cioè, dovremmo fare moltissimi incontri, sono tantissimi temi. Comunque sì, gli indicatori ci sono, ed è molto importante conoscere. Ottima domanda. Ottimo, ottimo. Ok, ragazzi, se volete fare delle domande ad Andrea su punto sul calcolo, come svilupparlo, come essere attivi e vedere queste cose in partita, è a vostra disposizione per qualche minuto, dopodiché proseguiamo. Vi ricordo che alla fine della live ci sarà l'estrazione per chi vincerà la borsa di studio dal valore di 400 euro, quindi cosa importante. La live non verrà registrata e ripubblicata un'altra volta, quindi è buona la prima, solo per chi ci sarà questa sera. Pedone dice che vorrebbe più video sulla tattica. Giurella dice: come si può sviluppare il calcolo? Un po', diciamo che, cioè, sviluppare vorrebbe dire migliorare forse, o in che senso? Diciamo che il calcolo, no, è una continuazione forzata, che può avere finalità delle tattiche, che sono le geometrie, no? Perché c'è anche una differenza tra calcolo e combinazioni. Le combinazioni sono i temi geometrici, no? I temi, calcoli per temi, ma il calcolo può avere anche finalità strategiche, può avere finalità tecniche, può essere una corsa di pedoni in un finale che arriva primo. Il calcolo è una sequenza forzata. In alcuni momenti c'è il gioco posizionale, quando non ci sono sequenze forzate, dobbiamo astrarre, dobbiamo utilizzare la comprensione, perché gli scacchi sono un gioco troppo grande per noi umani, quindi dobbiamo utilizzare elementi astratti per guidarci. Invece il calcolo è una sequenza forzata e appunto bisogna allenarlo con le combinazioni, bisogna allenarlo allenandolo e capendo appunto i metodi, come dicevamo, facendo esercizi sulle piattaforme è il primo step, ma non è l'unico. Andrea chiede: quali sono gli indicatori che aiutano a capire con ragionevole certezza che c'è una tattica in una determinata posizione? Pezzi sospesi, attacchi a raggi X,
posizioni simili, no? Temi tattici simili a quelli che si hanno visti, per esempio la presenza di inchiodature, il fatto di avere, oppure per esempio, no? Anche parlando magari di un altro videocorso che abbiamo fatto sulla creazione dell'attacco, no? Quando ci sono molti attaccanti, no? Rispetto al numero di difensori, no? Contro il nostro re, e sappiamo già, no? Che per esempio è molto più probabile, no? Se abbiamo tipo 4 attaccanti e lui un difensore nella di re, è probabile che ci sia qualcosa, no? Oppure per esempio conoscenze specifiche, per esempio se qualcuno ha visto il corso sulla francese magari è più chiaro che cos'è il dono greco e come evitarlo, no? Perché anche conoscendo in modo strutturale alcune aperture, alcune posizioni, ci sono tatticismi tipici, quindi anche l'esperienza, aver visto tatticismi tipici, oppure se la posizione non è tipica, vedere appunto pezzi sospesi, vedere geometrie, pezzi a portata di doppio, re debole, re staticamente debole, con pochi pedoni attorno a lui, con pochi difensori. Allora, mi chiedono se è meglio fare tattiche sulla scacchiera o su scacchiera online. L'ideale sarebbe, diciamo, cioè dipende da qual è l'obiettivo. Cioè, se l'obiettivo è incrementare il livello online, è meglio farlo online. Se l'obiettivo è incrementare il livello da torneo, incrementare il livello da torneo. L'ideale è riprodurre durante l'allenamento la situazione in cui si vuole performare meglio. Quindi se l'idea è migliorare la tattica per crescere su l'ICS, è meglio farlo direttamente su l'ICS. Se vogliamo andare a un torneo, sarebbe meglio, ci mette più tempo, ma sarebbe comunque meglio mettere la posizione sulla scacchiera. Quindi dipende dallo scopo e bisognerebbe nell'allenamento provare a ricreare, anche se è impossibile ricrearle perfettamente, ma ricreare il più possibile le condizioni della competizione. Ottimo, tanti stanno chiedendo dei libri dove poter trovare un sacco di esercizi, adesso ci arriviamo. Infatti dicevano dove si possono trovare esercizi così. L'avevo già detto, ci sono varietà di libri, il problema sono tantissimi, ho nominato il classico di Koto, ci sono altri libri, Ma il vero problema ho scritto molti libri sul calcolo, ma il problema è che bisogna stare lì tantissimo, cioè, questo è il problema, è che si mette tantissimo, è anche un'altra cosa che, non so, magari sembra una banalità, ma è un'altra cosa che odio dei libri è che ci sono gli esercizi, poi ci sono le soluzioni alla fine. Io non so come fanno, e ci sono tutte, non c'è nemmeno la distanza di una pagina, e quindi io vedo, a volte faccio degli esercizi ora sui libri, ma mi scappa l'occhio sulle altre soluzioni, e quindi non posso nemmeno fare gli esercizi in ordine. Dopo devo andare 20 esercizi più avanti, così nel frattempo mi dimentico la soluzione che ho visto. Il problema è vero, sì. Di mettere un braccio non fa le cose altrettanto bene, e non ho mai visto un libro di tattica perfetto. Questo è il problema. E ci sono molti libri anche vecchi, ma il problema è che poi a volte anche questi libri belli vecchi a volte contengono degli errori, quindi magari puoi perdere mezza giornata su una posizione sbagliata. Cioè è bello, ci sono vari libri, solo che è molto laborioso allenarsi. Dipende da ognuno di noi, no? Perché ognuno di noi, se magari, cioè, dipende da quanto uno è già bravo, dipende dalle proprie lacune, no? Cioè, dipende dalle caratteristiche del proprio gioco, dipende se uno è bravo posizionalmente, a alcune tattiche, sa già le aperture, cioè allora lì dovrebbe dedicare più tempo alla tattica. Se uno calcola già bene alcune posizionali, magari è meglio allenare la strategia. Se uno ha un repertorio disastroso, l'apertura dipende dalle lacune che tutti hanno, solo che magari anche se uno è bravo nella tattica deve comunque fare un minimo, magari anche un riscaldamento, magari prima di allenarsi fare 10-20 minuti di tattica. Se invece ha delle lacune deve fare un'autovalutazione, no? E capire quanto tempo deve dedicarsi, ma è una cosa personalissima, dipende da ognuno di noi. Ottimo. Allora andrei avanti con la serata, ci sono tantissime domande, sarebbe bellissimo rispondere a tutti, ma dobbiamo proseguire che insomma il tempo è tiranno. Allora questa sera siamo felicissimi, non felici, di più felicissimi di avere qui il grande maestro Andrea Stella. Ricordiamoci, cioè grande maestro, per chi non lo sapesse, il vertice, il top categoria che si può ambire per un giocatore di scacchi. Io, mia personale considerazione, non ci possono arrivare tutti, bisogna avere qualche rotellina fuori posto
nel senso buono del termine. E tra l'altro il fatto che poi Andrea è arrivato a questi livelli in un'altra epoca, senza tutti questi esercizietti su questi siti, senza, cioè, Andrea ci è arrivato vecchio stile, cioè studiando su una scacchiera in legno o in plastica, magari giocando un pochettino ai circoli come si faceva una volta, però ci è arrivato vecchio stile. Quindi talvolta uno si incaponisce, no, voglio raggiungere i 2000 punti dei problemi di chess.com. Bene, sappiate che c'è gente che è arrivata a livello di grande maestro senza mai aver risolto un problema su chess.com, quindi non è quella per forza l'unica strada. E questa sera doveva esserci con noi anche il maestro FIDE Simone Pozzari, un giovane in gambissima che è stato campione italiano under 16, under 18 e under 20, e credo che riconfermarsi ogni volta in tutte le varie fasce vuol dire che c'è un monopolio, no, di base. E Simone, che è stato anche tutor dell'Accademia di Mattoscacco, tutti gli studenti di Mattoscacco lo conoscono e lo adorano per la sua facilità di ragionare. Ok, ovviamente un maestro di scacchi, un grande maestro, ha una potenza di calcolo smisurata in confronto a noi comuni mortali, ma la bellezza è anche riuscire a sapere quando c'è da calcolare, quando c'è da non calcolare, quando ci sono delle linee un po' troppo strane che magari se le andiamo a calcolare ci fanno perdere troppo tempo, e quindi è meglio evitare. Allora, condivido delle slide. E il problema è sempre quello. Perché in partita tutto bello e i problemi li sappiamo fare, ma perché poi in partita queste cose non le vediamo mai? Allora, il problema non sono quindi i puzzle, ma è come ci alleniamo. Nei problemi sai già che c'è una soluzione, quindi per forza la trovi. In partita nessuno ti avvisa e quindi praticamente il tuo cervello è allenato in modo sbagliato. Quando giochi a scacchi non sei nella stessa modalità di quando affronti i problemi di scacchi, quindi c'è un tipo di allenamento diverso da fare, perché altrimenti rischiamo che siano due cose diverse. L'allenamento scacchistico, Christian? Forse, cioè, è corretto ciò che dici, forse più che sbagliato, incompleto. Cioè non è sbagliato ma non è sufficiente. Cioè non è sufficiente, cioè è solo la base, è solo il primo passo. Cioè va bene ma non basta. Alla fine da solo è sbagliato. Esatto. Sì, che c'era stata anche quella discussione, diciamo, che avevamo fatto proprio la domanda ai top mondiali, no? Ma per te la tattica è fondamentale? E Carlsen, che possiamo dire è il più forte giocatore al mondo, diceva no, per me gli esercizi non sono fondamentali. Poi Nakamura, d'altro canto, ha detto no, per me sono fondamentali. Quindi, vabbè, come vedete, ci sono anche qui teorie contrapposte su questo, e vogliamo presentarvi per chi appunto si fa tutte queste domande, dove si possono studiare queste cose, come faccio a studiare il ramo delle varianti, la variante il calcolo ad albero, come faccio a aumentare la visualizzazione, come faccio a aumentare il calcolo. Simone Pozzari, che ripeto non è qui con noi questa sera perché si è sentito poco bene, ha realizzato il secondo corso della collana. Il primo era Strategia Mastery, sulla strategia. Piccola parentesi, differenza tra strategia e tattica: e la strategia sono operazioni di medio-lungo periodo, la tattica è un'operazione abbastanza immediata, quindi in 1, 2, massimo 3 mosse si ottiene subito un risultato. Ecco, il corso sulla strategia è andato a ruba, è piaciuto tantissimo. Simone ha fatto anche quello sulla tattica, allo stesso modo di come ha fatto quello sulla strategia, dove c'è un percorso chiaro per imparare a gestire la tattica, quindi non sono solo esercizi tattici. Fra poco sentiamo anche chi ha già studiato il corso cosa dice, perché uno si aspetta che in un corso di tattica ci siano una serie di posizioni, il bianco muove e vince, il nero muove e vince, e così finisce il corso. In realtà le cose sono ben diverse. Dentro Tattica Mastery ci sono 9 capitoli strutturati in ordine progressivo, 40 lezioni e circa 10 ore di formazioni, con lezioni registrate con accesso immediato. Quindi non appena voi entrate all'interno del corso avete già accesso a tutto il pacchetto. Adesso vediamo anche cosa c'è dentro al pacchetto, e potete accedere da computer, smartphone, tablet, eccetera, eccetera. E all'interno del pacchetto di Tattica Mastery ci sono 2 libri. Ecco, qui diceva qualcuno quali sono i 2 libri. Ci sono secondo me 2 libri fondamentali che abbiamo inserito, che arrivano direttamente a casa vostra. Uno realizzato da Andrea Stella,
fatto ad arte, dove c'è sì l'esercizio, ma la soluzione è nella pagina dopo, quindi non puoi vedere la soluzione appena sotto. E il secondo è il libro... C'è anche un grande editore dietro. edito da Matto Scacco. Il secondo è Esame di scacchi tattico, un libro molto bello delle Due Torri che vi arriverà sempre a casa, è fatto molto bene e poi quando l'avrete fra le mani capirete il perché. Ci sono soluzioni dettagliate, spedite a casa e c'è anche come altro bonus una scacchiera bellissima, tascabile, magnetica. Secondo me è stata una di quelle che mi ha fatto innamorare. Piccola parentesi, Andrea, tu mi dicevi che avevi iniziato a giocare a scacchi con l'uscita delle scacchiere di Dragon Ball, no? Sì. Ti ricordi che nella prima uscita ti davano anche una sorta di scacchiera magnetica dove tu potevi mettere i pezzi erano tipo a cerchio, tu li mettevi sopra e mi ricordo che nel frattempo che aspettavo tutte le uscite, intanto giocavo con questa scacchierina magnetica molto carina. E adesso vi faccio vedere, anzi vi faccio sentire più che vi faccio vedere, dato che tutte le volte in cui sulla Matto Scacco Academy esce un nuovo corso, questo corso lo facciamo testare agli studenti dell'Accademia per vedere se ci sono errori di montaggio, per vedere se bisogna raddrizzare il tiro, magari il corso è troppo teorico o troppo pratico, se ci sono margini di miglioramento, ci sono sempre margini di miglioramento. Allora, prima dell'uscita di ogni corso, prendiamo a campione qualche studente dell'Accademia e glielo diamo in visione in anteprima. Adesso voglio farvi sentire da chi l'ha già provato che cosa ne pensa e sentiamo, vediamo. Lezioni dell'Accademia, che lui ha un approccio molto volto al risparmio energetico, no? E quindi ti insegna a focalizzare le energie su quello che serve, perché se no, cioè, e se te lo dice un FM che c'è una potenza di calcolo commensurabile, figuriamoci noi poveri comuni mortali, e lui ti insegna a dire, ok, hai tot energie, usale bene. Ecco, la cosa bella, prima di passare alla seconda testimonianza di Giovanni, la cosa bella, come diceva Alberto, all'interno del corso viene insegnato come dosare al meglio le energie, perché se noi calcoliamo tutto, ogni cosa, alla 10ª mossa abbiamo finito le energie e vediamo metà delle cose che potremmo vedere, quindi dosare le energie è fondamentale. Sentiamo Giovanni, che anche lui l'ha visto in anteprima. Capitolo, tornando a quello che dicevi sul discorso della psicologia, del calcolo, il metodo presentato per il calcolo è fantastico perché ti dà un'idea concreta, proprio tu hai un metodo definito per calcolare al meglio all'interno delle tue partite, come capire se c'è una tattica, se può esserci una tattica soprattutto, perché uno quando la vede, ok. Il problema spesso è appunto riuscire a vedere la tattica. Quindi utilizzare gli indicatori che vengono dati, i segnali che puoi trovare all'interno della partita, e questo fa veramente molto la differenza. La cosa che mi ha sorpreso positivamente è che uno pensa corso di tattica, si vedranno le scacchiere con tutti i pezzi impostati, il cavallo va qui, quello va lì, infilato, non infilato. Invece no, invece ci sono pochissime scacchiere. Perché il corso si chiama... Ok, prima di passare a Stefano, Giovanni appunto gli è piaciuto il metodo che è stato insegnato per trovare poi quella che è la mossa da giocare in partita, ma soprattutto ha già detto che all'interno del corso ci saranno poche scacchiere, poche posizioni, pochi esercizi di tattica, il che fa un po' strano per un corso che si chiama Tattica Mastery. Tattica Mastery, invece dice ho trovato un corso diverso. Tu come l'hai trovato? Allora, ti dico, il corso anche io l'ho trovato un po' diverso da come me lo aspettavo. Detto questo, i consigli che ci ha dato lui, praticamente io sono a un livello molto basico, però il concetto nell'analizzare una tattica, di analizzare prima col sistema d'albero con molta calma tutti gli scacchi, tutte le catture, tutte le minacce. Banalmente gli esercizi di tattica su chess.com sono arrivato a 1800 punti, cioè li risolvo con molta più sistematicità, dove chiaramente il tempo è quello, non è che con questo li risolvo tutti perché comunque li devo guardare, certo. Però ho una visione chiara di cosa guardare, anche perché lì il problema è che loro mi danno una tattica e mi dicono vedi il bianco come riesce a vincere, vedi il bianco come riesce a guadagnare la torre. È chiaro che poi quelle situazioni le devi leggere
in partita. In partita. Cioè, in partita nessuno ti dice tra due mosse ci sarà lo scaccomato e quindi stai là a diventare matto per cercarlo, no? Magari non te ne accorgi, e quando vado a rianalizzare le partite su chess.com con lo Stockfish mi accorgo che a volte c'erano una soluzione migliore che non vedi, no? Quello è normale. Certo, sì. Però il fatto che Simone ci ha dato questi consigli sugli indicatori, cioè di capire quando è che è il momento di andare a cercare una tattica. Ecco, prima parlavamo appunto di indicatori, all'interno ovviamente del corso ci sono ovviamente questi indicatori che vi fanno capire e sviluppare. Andrea, si può dire il sesto senso per la tattica? Sì, esatto. Sì, perché è una cosa importante, dico sempre, cioè un indicatore non vuol dire che c'è la tattica, vuol dire che vale la pena fermarsi un attimo e vedere se c'è. E come dicevo io, non è che qualcuno mi ha chiesto la lista degli indicatori. In realtà non è che c'è una lista, non è che io ho una lista che è definitiva. Ogni autore ha la sua esperienza, è una lista, cioè potrebbe esserci che ci sono degli indicatori che Simone non prende in considerazione, ma ci sono anche degli indicatori che io non prendo in considerazione, che lui sicuramente vi dice. È molto interessante, probabilmente ci sono delle cose che non so nemmeno io nel corso, tanto che probabilmente sarebbe molto interessante anche per me per arricchire. È molto interessante appunto avere l'esperienza di un giocatore esperto, forte, no? Che per vincere tanti campionati italiani ha dovuto calcolare bene anche sotto pressione, no? Perché quando uno si gioca che diventa campione italiano, no? E noi possiamo sempre poi integrare i contenuti, cosa che facciamo per esempio sul corso sulla Est Indiana. Ci eravamo accorti che mancava un capitolo importante. Andrea ci ha fatto una sfilza di lezioni su quel capitolo, quindi se c'è qualche altra cosa sul caso si può aggiungere, possiamo integrarla. E andiamo a concludere la presentazione di Tattica Mastery, poi arriviamo all'estrazione della borsa di studio, forse è la cosa più attesa. Quindi all'interno di Tattica Mastery ci sono appunto tutte queste cose, i 2 libri che vi arrivano a casa, un mese gratuito nell'Accademia, così venite all'interno della scuola, vedete com'è, una scacchierina magnetica che vi arriva a casa, 10 ore di corso e una serie di nozioni che vi aiutano a trovare al meglio gli indicatori, a sviluppare, come dicevamo prima, il sesto senso per la tattica. Siamo in fase di lancio, questa sera appunto c'è il lancio del corso, e il corso è fuori al prezzo di 247 anziché 400 fino al 14 di marzo. Vi lascio ora il link qui tra i commenti, oppure semplicemente lo trovate su academy.matoscacco.com. Tutti coloro che hanno già preso Strategia Mastery sono sicuro che sapendo poi anche come spiega Simone Pozzari, che purtroppo stasera non è qui con noi, sicuramente si troveranno benissimo. Quindi ragazzi, da stasera potete accedere a Tattica Mastery, che io penso che per questo prezzo vi risparmiate 30 libri di tattica, magari anche obsoleti, come diceva Andrea, perché il libro Pensa, allenati e gioca come un grande maestro di Kotov non a caso non si trovano più. Qualcuno mi diceva su Amazon lo volevo comprare, non si trova più perché si sono resi conto che sono obsoleti, quindi non ha senso per gli editori pubblicare qualcosa che sono teorie magari che non vanno più di moda. Quindi ok, siamo arrivati alla fine della presentazione. Intanto vi ringrazio per essere rimasti fino a qui, e adesso Andrea arriva il momento credo più divertente della serata, perché andiamo ad estrarre la borsa di studio. Dal valore di 400 euro in pratica, chi verrà estratto potrà accedere a questo corso gratuitamente. Quindi questo è quello che andremo a fare. Andremo a estrarre chi, tra tutti voi che vi siete registrati per vedere questa live, si aggiudicherà questo corso. Allora, io qui con me, questa bellissima ruota della fortuna, che adesso vi condivido subito, e mi fate sapere gentilmente se la vedete. Riuscite a vederla? Fatemi sapere nei commenti se la vedete. Andrea, se puoi darmi anche tu qualche feedback? Per ora non la vedo. Non la vedi? Allora prova ad andare in condivisione tutto schermo, perché a volte facendo così... Aspetta un attimino che... No, non la vede nessuno. E allora andiamo in condivisione intero schermo. Secondo me è la cosa migliore. Così forse credo che la vedete. Andrea, la vedi? No. Urco? No, non può essere.
Non vedete lo schermo. Qual è il link? Il link è un link, ma ho io tutti gli iscritti alla ruota. Ma che strano. Aspetta, provo un'altra volta. Ah, ecco, sai perché forse non si vedeva? Perché non avevo aggiunto. Aspetta. Ecco, ci sono ragazzi. Sono un cretino. Allora, adesso, finché non faccio aggiungi al palco, ovvio che non la vedete. Ovvio che non la vedete. Adesso la vedete. Ditemi di sì. Andre, tu la vedi? La vedo. Ok, ci siamo. Errore mio, scusate, è la prima volta che utilizzo questo programma e quindi ci siamo. Allora, qui vedete questa ruota che in realtà quelli sarebbero dei colori, tutti dei colori, ma siete così in tanti, vi siete registrati in più di 700 per questa live, quindi all'interno c'è scritto tutto minuscolo, ci sono tutti i vostri indirizzi email con la quale vi siete registrati, ok? momenti di tensione, ok? Quindi adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo a girare la ruota e andremo a vedere chi è che si aggiudicherà la borsa di studio. Ovviamente il vincitore deve essere presente a questa serata. Vi siete registrati 700, siamo in 200 live, quindi è possibile che il vincitore non c'è. Quindi se non c'è, si fa un altro giro, se non c'è, il sorteggiato del secondo giro si va al terzo e così via. Quindi ragazzi, io direi che siamo pronti per far girare la nostra ruota della fortuna. Siamo pronti? Facciamo la foto al vincitore. Attenzione. Attenzione. Ruben Castelletti si aggiudica il corso Tattica Mastery. Ruben, facci sapere con un commento se sei collegato. Pietro. Ruben, facci sapere con un commento se ci sei. Intanto si sta ricevendo le congratulazioni da parte di tutti. Ok, intanto mi sa che stanno godendo perché non vedo il commento di Ruben. Diamogli un minutino di fiducia. Magari lo stanno chiamando per dire: oh, collegati che hai appena vinto 400 euro di corso. Il countdown. Che dici, Andrea? Mi sa che Ruben non c'è, è andato via. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niente, ragazzi. Allora è il momento di fare un altro giro. Allora andiamo, ragazzi. Secondo giro della nostra ruota. Siamo pronti a fare la foto del secondo che si aggiudica. Chi si aggiudicherà Tattica Mastery? Attenzione. Frabita 4. Presumo sia un Fra Francesco qualcosa, poi ognuno utilizza dei nickname. Fra, facci sapere se ci sei, altrimenti potremo andare avanti tutta la notte aspettando che troviamo qualcuno live. Frabita, facci sapere se ci sei. In realtà abbiamo quasi un terzo di possibilità. Dicono che c'è. Dicono che c'è. Dicono che c'è. Filippo Ravita. Attenzione. Dicono più ansia di rigore. Ok, Filippo
C'è? L'avete visto forse prima, però forse non è rimasto fino alla fine. No, dicono che ha scritto. Dicono che ha commentato prima. Fra, fatti avanti. O qualcuno lo sta taggando con la speranza che si faccia avanti a riscuotere il suo. Dicono che ha commentato. Sì, però non so se è rimasto fino alla fine. Avevano detto di rimanere fino alla fine. Ok, facciamo un countdown anche qui di una decina di secondi. Qualcuno sta dicendo... Fra, ultimi 10 secondi per riscuotere il premino. Tutti dicono che ha scritto, ma non lo troviamo. Ha scritto più volte durante la Dove ha serata. scritto? Questa chiamasi sfiga. Allora... E allora se lui però deve commentare adesso. Deve commentare adesso, ragazzi. Ma dove sta scrivendo? Tutti dicono che ha scritto poco fa, però devi scrivere adesso, in questo momento. Ma magari non vedi tutti i commenti, magari vedi solo quelli più... Ma no, in teoria no, li vedo tutti, sai? Ok, facciamo così. Nel frattempo che si scopre se Filippo... Niente, non c'è. Sono qua, eccolo, l'ho visto, eccolo. Aspetta che scrivete così velocemente che non riesco a fissare. Eccolo! È arrivato, Allora, è arrivato. Aspetta, vediamo perché poi magari... Allora, Filippo, e tu a questa email che abbiamo sorteggiato, Frabita 4, sei tu? Ma che poi mi devi scrivere da quell'email lì, esattamente da quell'email lì. Fammi sapere se tu hai l'email Frabita, che così stoppiamo i sorteggi. Ok. Congratulazioni. Allora scrivici un'email a info@mattoscacco.com con quella email che ti facciamo accedere a Tattica Mastery. Quindi congratulazioni, grande che sei rimasto fino alla fine. Ottimo. E boom, ragazzi, io sono stato veramente felicissimo. Siamo rimasti in più di 200 fino alla fine. Congratulazioni ancora a Filippo che si aggiudica, secondo me, uno dei corsi migliori che abbiamo sull'Academy, con tanta roba. Io ringrazio infinitamente il grande maestro Andrea Stella che ci ha dato tantissimo e ha ovviamente ancora da darci, e tra l'altro all'interno dell'Accademia Andrea ogni tanto tiene anche dei seminari, quindi se volete rivederlo iscrivendovi all'Accademia potete trovarlo ancora. Andrea, grazie veramente di tutto. Grazie a te e a tutti E voi. spero che ti sei divertito anche tu. Sì, certamente, è stato un piacere, è stato un grandissimo piacere. Ottimo, ragazzi, grazie a tutti, un abbraccione veramente di cuore, grazie. Ci rivediamo presto, se vi è piaciuta ci rivediamo presto e a presto, ragazzi. Ciao. Ciao.